dirò poche parole perché oramai l'intervento del nostro coordinatore nazionale, l'ingegner Bustiano Composto, e quello di Francesca Frigao hanno ampiamente illustrato il problema. Volevo dire semplicemente che in un primo momento abbiamo cercato di coinvolgere in questa campagna per la raccolta delle firme tutti gli altri movimenti indipendentisti, i quali purtroppo hanno tergiversato, e allora siccome purtroppo il governo sta decidendo di portare in Sardegna soprattutto le scorie nucleari di mezza Europa, e allora abbiamo deciso di muoverci. Non possiamo aspettare, non si può assolutamente aspettare davanti ad un pericolo così grave come quello che è stato denunciato. Noi avremmo portato più di 16.000 firme, perché abbiamo superato le 16.000 firme, abbiamo quasi 1 migliaio di firme che già autenticate, ma che dovevamo portare nei comuni a certificare e non c'era più tempo. Quindi è stata una battaglia importantissima, bellissima, per cui i sardi, se il giorno in cui verrà indetto il referendum, nel quale si chiede se è contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e se è contrario allo stoccaggio delle scorie radioattive preesistenti o residue, risponderanno sì, allora sarà un giorno meraviglioso per questa terra che i nostri padri ci hanno consegnato 60 anni fa in ottimo stato e che la generazione odierna ha rovinato. Con questo chiudo e lascio